Allora, questi 181 milioni di euro sborsati praticamente in ticket, quindi soldi che io pago le tasse e tutto quanto, però oltre a questo tiro fuori anche questi soldini per una sanità che mi dovrebbe in realtà coprire. No, sono tirati fuori dai cittadini che ne hanno bisogno ed è una cosa abbastanza... È un'ulteriore tassa sulla salute, mettiamola sì, così, no? Tu sei ammalato, hai un problema, sei preoccupato, non trovi la risposta che le leggi nazionali dello Stato e le leggi regionali del Veneto non trovi risposte che dovrebbero garantirti. Cosa fai? Vai al pronto soccorso e paghi. Perché sono inappropriatezza, no? Cos'è? Perché era un ricorso inappropriato al pronto soccorso, quindi ti arriva a casa sì, perché i codici bianchi non sono urgenza, sono diciamo, problemi che avrebbero potuto risolvere i tuoi medici, il tuo medico di base. Però a questo punto, cioè, mi viene anche nervoso pensarlo, ma è così, anche perché perché tra l'altro proprio ho sentito racconti di persone che la cosa che ti viene anche più fastidio è che sono persone che non hanno una cultura medica di chissà quel genere, sono normali cittadini che hanno pagato le tasse, sono anche anziani, si sentono un problema eccetera, il classico mal di pancia. Ok, vai, chiami il tuo medico di base, che non c'è segreteria, che devi prenotarlo, che ne conosco alcuni che sono il Nobel in questa capacità di non farsi trovare o eccetera, e hanno tutto un parterre di clienti, di pazienti anziani. Vai al pronto soccorso inappropriato, ricorso perché era un codice bianco, come fa a sapere l'anziano, l'anziana, se quello è sintomo di un infarto, perché potrebbe anche essere la sintomatologia dell'addome eccetera, se è una banalità di mal di pancia, hai mangiato troppo, oppure se è un'altra cosa, e ti trovi a pagarlo. Ma secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma io sono assolutamente d'accordo con te, tant'è veramente, che ma stiamo appunto dicendo... Io ti do la parcella al mio medico di base, gliela faccio arrivare. Guarda che sta succedendo potevi. come per il lavoro, Cioè la nostra Costituzione italiana dice che è fondata sul lavoro, che il lavoro dovrebbe avere un sacco di diritti, fatta nel 1948, sto dicendo, l'hanno svuotata, nonostante le leggi che si sono fatte nel corso di questi anni, compreso lo Statuto del lavoro, svuotata, va bene? L'articolo 32 della Costituzione, come sappiamo, dice che tu hai diritto alla salute gratuita, no? Da parte dello Stato, perché è un diritto dello Stato, è un diritto del cittadino avere i servizi per curarsi, è un dovere dello Stato darti questi servizi. Adesso semplifico anche qua proprio con Falcione. Ecco, si sono fatte leggi, la cosa è che adesso ci ritroviamo progressivamente con una serie di interventi, tagli da un lato, incompetenze dall'altro. Ecco, i non confronti, il decidere a tavolino come si deve riorganizzare la sanità per rispondere a questi principi di carattere generale porta a queste robe qui. Scarico sui cittadini un problema di inefficienza che io ho, non riesco ad obbligare i medici di medicina generale a fare quelle robe lì, non ascolto le organizzazioni sindacali che avanzano delle proposte eccetera, e quindi decido che i cittadini sono quelli che devono pagare. Attenzione, guarda, non solo i cittadini che stanno peggio e che non hanno i servizi, l'altra cosa che viene fuori bene da questa indagine che stiamo facendo è che se andiamo a vedere per esempio in particolare sulla specialistica, perché c'è appunto l'indagine che stiamo facendo è sul ricorso e pronto soccorso e quanto questo pesa, e guarda su questa roba qui, poi sarà più precisa Camilla, la cosa che a me ha colpito vedendo questi dati è che c'è un ricorso differenziato a seconda di come è organizzata, già lo dicevamo prima, la sanità, la medicina di base. Quello è il problema. Tu c'hai delle aziende sanitarie dove hai pronto soccorsi intasati e altre invece no. Ci sarà una ragione? Su questi dati, se noi che non abbiamo tutti gli strumenti, non siamo dentro, riusciamo ad averli, vuoi che non ce li abbia Coletto, Mantoan, no? E perché non intervengono? Ma l'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare, e intanto che siamo qua anche denunciare, è che sulla specialistica e la diagnostica non è che pagano tutti in ugual modo, perché l'indagine che stiamo facendo noi, dall'indagine che stiamo facendo, è che abbiamo un numero di esenzioni enormemente differenziato da azienda sanitaria. Sto parlando delle vecchie aziende sanitarie, non di queste che si stanno, delle 21, fortemente differenziato da azienda sanitaria ad azienda sanitaria, sia per patologia
E questo potrebbe significare che in quel territorio c'è un problema di salute enorme di un certo tipo, non si capisce perché, quindi attraverso la programmazione non si intervenga, sia esenzione per reddito, perché la legge dice che tu sei esente o perché c'è delle malattie gravi, eccetera, oppure se hai oltre i 65 anni con un reddito ISE di 36.000 euro, dico bene? Sì, non vorrei 36. dire, oppure se hai meno di 6 anni, questi sono gli esenti per legge. Allora tu capisci che togliendo queste fette di popolazione, i 181 milioni si dividono tra meno persone, significa che chi ha reddito medio come noi qua, anche medio basso per dire, rischia, e infatti le indagini che l'Istat sta facendo, ma non solo l'Istat ma tutti i centri di ricerca, stanno dicendo che le fasce più colpite in questa fase data storica sono le classi medie, per così dire, insomma, no? Quelli perché i ricchi, quindi affossa ulteriormente l'economia. Ma insisto, l'analisi che stiamo appunto facendo in questo periodo è che c'è questa diseguaglianza fortissima tra territorio e territorio. Allora, o tutti i ricchi sono concentrati in un punto del Veneto, no? O tutti malati in un altro punto del Veneto, non è possibile questa discrezionalità. Assolutamente. Altra fase, quindi questa è già una bella noce da poter risolvere. Siamo arrivati quindi a una carenza dal punto di vista delle strutture intermedie. I medici di base sono un'altra problematica rilevante, tutti se ne rendono conto, perché anche lì c'è il medico di base bravo, certo. C'è quello invece che assolutamente non è bravo. Addirittura adesso non bisognerebbe una volta fare una puntata con il Tribunale dei diritti del malato, che avevamo anche una volta un dottore che era venuto, perché diceva che in realtà poi il medico di base sarebbe tenuto a intervenire sempre, a prescindere, dovrebbe addirittura lasciare il suo cellulare, no? Cioè essere reperibile, e quindi c'è anche questo piccolo, e non è detto che, anzi ci sono parecchi che non lo fanno, e quindi poter sopperire comunque a prescindere dalla normativa, ma tant'è, lo approfondiremo. Cos'altro è venuto fuori da questa ricerca? È venuto fuori che abbiamo trovato una certa corrispondenza tra quanto pagano i cittadini in accesso al pronto soccorso, che appunto, come è stato detto prima, la quota, quindi questo pagamento del ticket di 25 euro aveva come motivazione il fatto di disincentivare da un certo punto di vista il cittadino ad andare in pronto soccorso. Possiamo vedere che le ULSS che incassano meno in termini di pagamento di questa quota d'accesso al pronto soccorso sono quelle ULSS in cui i codici bianchi, quindi di accesso al pronto soccorso, quindi quelli che appunto originano la spesa, sono inferiori, e questo indirettamente è un indicatore che ci dà qualche informazione sulla struttura dei servizi territoriali di quell'ULSS, quindi dove sappiamo che ci sono, anche perché nate storicamente, delle medicine di gruppo integrate, quindi quello che dicevamo prima, i medici che si sono messi insieme in associazione in modo tale da poter garantire al cittadino una figura di riferimento almeno sulle 12 ore, ma in alcuni casi anche sulle 24, bene, dove ci sono queste forme di assistenza primaria che funzionano, ci sono immediatamente degli impatti positivi poi sullo stato di salute anche economico del cittadino, quindi il cittadino è costretto a spendere meno. L'altro dato che vorrei introdurre, che può essere assolutamente interessante, è che altre ricerche a livello nazionale dimostrano che la spesa privata, così viene chiamata, cioè i soldi che i cittadini devono sborsare, devono pagare per poter accedere alle cure, sta aumentando in maniera esponenziale, e al contempo purtroppo sta aumentando anche la percentuale di quelle persone che rinunciano alle cure perché non possono permetterselo. Quindi in pochi anni siamo passati dal scarso 6% e siamo arrivati all'8%, e questo, date le condizioni socio-economiche, è un dato che crescerà.
Un dato grave, peraltro adesso so che la Regione Veneto ha sospeso il provvedimento del Ministro relativamente a tutta quella diagnostica che il medico di base non dovrebbe più prescrivere, no? C'è tutta una serie Sulla appropriatezza? Sì, sulla appropriatezza, esatto, quindi praticamente verrà fuori con un sacco di diagnostica, tu la potrai fare solo se la vuoi fare la paghi, altrimenti non ti viene prescritta dal medico, però in Veneto è stata sospesa, proprio notizia di questi giorni. Perché? Perché non è stata formulata opportunamente, perché ovviamente risulta qualcosa di estremamente deleterio per il cittadino. Qualora però d'imperio, come avviene ormai in Italia, imponessero che questa normativa diventa normativa nazionale, quindi a prescindere dalle volontà regionali, a quel punto esatto, è gravissima la situazione, perché ci troviamo ancora di più dove la prevenzione non è più possibile farla, perché se io devo pagarmi una diagnostica che voglio fare a livello cautelare, io come magari persona, sto dicendo in generale, io il generico, ma la persona anziana che giustamente deve tenersi controllato per evitare di finire nella fase acuzie, quindi nelle strutture ospedaliere, caspita, non può permettersi di farlo. Chi può permettersi una risonanza magnetica pagata tout court? Insomma, e se il medico non te la prescrive nel dubbio... a me ha colpito, lo dicevo proprio stamattina che eravamo in riunione, a me ha colpito un'intervista che è stata fatta di recente in televisione alla Lorenzin, la ministra, la quale spiegava così: a fronte del fatto che le organizzazioni sindacali, noi chiaramente, insomma, le organizzazioni mediche, insomma, c'erano anche in questa discussione, cioè persone che portavano la loro diretta esperienza e dicevano, insomma, che hanno pagato di più e che questo obbliga in un qualche modo chi ha paura a ricorrere al privato, no? E quindi certo. È un processo strisciante verso la sperimentazione. A me ha colpito. Ma ormai evidentemente siamo messi così in Italia, io non so cosa dire. La risposta della ministra, la quale ha detto: è vero, è una legge, però intanto incominciamo con la sperimentazione, vediamo come va, no? Cioè, poi se muore della gente, cioè, no, sì, questo l'aggiungo io, ovviamente lei non l'ha detto, ma ti lascia intendere questo, ma si può? Ci sono esperienze anche nei paesi limitrofi ai nostri, insomma, no? In Svizzera, eccetera, che hanno adottato dei meccanismi analoghi, ma l'hanno fatto prima di farla diventare legge dello Stato, facendo delle sperimentazioni e poi usando soprattutto, diciamo, quella che la scienza clinica, si dice così, non so, non sono un tecnico, e la letteratura ti raccontano, no? Se tu hai bisogno di fare una diagnosi per una malattia, hai bisogno di avere un quadro clinico di un certo tipo. Per averlo devi fare queste indagini. Cioè, tu non puoi, o tieni conto di questo, o altrimenti non puoi decidere che 210 prestazioni d'amblè, no? Perché l'aveva buttata fuori questa idea 3 mesi fa, no? Nel giro di 2 mesi. L'altra cosa che oltretutto è cambiata, questo insisto è un decreto, però io non so adesso, io lo so che Zaia sta ingaggiando una discussione con il governo centrale e fa bene, su questi temi fa benissimo, però insomma, cioè, non è che noi contiamo poco e anche le regioni potrebbero reagire un po' diversamente, invece supinamente. L'altra cosa che succederà, Elena, scusa, finisco perché io apro sempre parentesi purtroppo, è che da quel che mi risulta, adesso io non l'ho letto in modo certosino, ma non si possono mettere più di un tot di esami nella stessa ricetta, quindi tu avrai, come si diceva, anche un aumento dei ticket comunque, hai capito? Infatti. Quindi di nuovo si strisciante la privatizzazione e scarichi complessivamente questi interventi questa sui la pazienti. Cosa chiara è che a questo punto il cittadino non può capire di non essere preso in giro, non puoi dire che mi fai meno tasse quando poi io solo ad esempio la sanità ne vado a pagare di più perché mi devo privatizzare un servizio, faccio un'assicurazione e un'ulteriore tassa, perché effettivamente uno deve pensare, in virtù che diventerà anziano, visto il sistema previdenziale che non è stato ritoccato minimamente. Guarda che Renzi ha fatto un'operazione meravigliosa con questa legge finanziaria, io non so se non tutti lo sanno, ma ha detassato, non si paga nulla sul salario che viene dato nei rinnovi dei contratti aziendali, Luxottica per fare un esempio, e che viene, invece di darti un aumento salariale a fronte del fatto che la tua azienda va bene, in busta paga, te lo dà in welfare.
cioè te lo dà in sanità integrativa, te la dà, no? Quei soldi lì hanno un valore, cioè quei servizi lì che ti viene dato nella contrattazione aziendale in aziende importanti, sono sempre meno, perché siamo messi malissimo, come sappiamo, però noi in Veneto ne abbiamo diverse, questa è diventata l'esempio. Mentre per tutti gli altri quel salario lì viene tassato, no? È sottoposto a tassazione più o meno normale, quello viene 0 lire. Tu come la leggi? Se non il fatto che io voglio favorire di nuovo una diversificazione, no? Una diseguaglianza fra operai che lavorano in un'azienda ricca e gli altri che non hanno neanche le tutele come quelli che lavorano con gli voucher o le partite IVA, roba oppure di i questo neoassunti dai vecchi assunti. 1. 2, come la leggi se non il fatto che io ti vendo della sanità privata? Capito? E ti do i soldi per poter andare, certo in quelle convenzionate, ma è un modo privato, perché non è più universalismo, non è più il diritto universale concepito, erogato come è stato concepito che dalla a livello Costituzione. politico, che questa sia emanazione di un governo, comunque Renzi espressione del PD, fa trasalire, perché a questo punto dici, cioè non me l'aspettrai mai aspettato. Diciamo che non è molto di sinistra come scelta, lascia un po', mettiamola in questo modo. Trasalire e riflettere. Pubblicità velocissimi, poi torniamo insieme tra poco.